Ma dov'è? Dov'è? Ciao Mimì, cosa stai cercando? Sto cercando la torcia. E perché? Perché voglio fare una sorpresa a Lena e ai bambini. Voglio andare giù in cantina a prendere un vasetto di marmellata e preparare tanti bei panini con la marmellata per loro. Ma sì, non ti serve una torcia. Guarda, vengo io che ho la supervista. Va bene, se lo dici tu. Poco dopo, giù in cantina, Io non vedo niente. No, stai tranquilla, ho la supervista, ti guido io. Ma no, ma dov'è? Dai, Cioè- qua! Paletto, sta cadendo tutto! Mi sa che sono caduti tanti vasetti. Oh no, una tragedia. Invece di fare una sorpresa abbiamo fatto un guaio. Torniamo su di corsa. Ciao bambini, benvenuti alla nostra nona avventura con Gesù online. Oggi non mi viene tanto da sorridere perché sono un po' arrabbiata. Guardate un po', sono andata prima in cantina e i miei bei vasetti di marmellata li ho trovati rovesciati per terra e tanti erano rotti in pezzi e tutta la marmellata sparsa per terra nella mia cantina. Voglio proprio sapere chi è stato a farmi questo brutto scherzo. Bambini, Lilli, Elia, siete stati voi a rompere la marmellata? Io non sono stato. Siete sicuri? Sì. E Benedetta era con te? Sì, era con me, eravamo in camera. Chi può essere stato allora? È stato mie e Paolotto. Mimì e Paolotto. Mimì, Paolotto, avete da dirmi qualcosa? No, è che... Cioè, in pratica abbiamo fatto un guaio. Sono stato io, è tutta colpa mia. No, dai Paolotto, non fare così, è colpa di tutti e due. Siamo stati tutti e due a andare giù in cantina per prendere la marmellata. Ma io ho detto che non serviva la torcia. Effettivamente è stata una mia mancanza anche non cercarla più a lungo. Lena, puoi perdonarci? Abbiamo fatto cadere tutto perché non avevamo una luce che ci illuminava dove mettevamo i piedi. Ma sì, cari Mimì e Paolotto, io vi perdono senza problemi. E poi avete avuto veramente una bellissima idea di prepararci una merenda a me e ai ragazzi. E la prossima volta però ricordatevi la torcia, che almeno siamo sicuri che non combinate guai. Anch'io nella mia vita ho scoperto che ho sempre bisogno di una luce che illumina i miei passi, che illumina le mie scelte, che illumina ogni giorno la mia vita. E questa luce, questa torcia, eccola qua, è la Bibbia. Qua dentro trovo un sacco di consigli su come vivere, su come comportarmi, sulle scelte da fare. E grazie alla Bibbia che mi illumina il cammino, so che posso andare dritta. E è proprio un tesoro prezioso, possiamo dire. Infatti questa cosa l'hanno scoperta anche Gaia e Giulia qualche giorno fa, che hanno fatto una bancarella davanti a casa loro. Andiamo un po' a vedere. Chi vuole dei libri? Le regalo libri di tutte le qualità. Wow, quanti libri! Avventure, racconti animali. ma c'è anche il mio libro preferito! Fantastico! Qual è il tuo libro preferito? È questo! È la Bibbia! Cos'è la Bibbia? Perché è il tuo libro preferito? Perché la Bibbia racconta tutte le cose belle che hanno fatto Dio e Gesù per noi. Ci sono tante parabole che ci insegnano molte cose e poi tutti i miracoli che Dio e Gesù hanno fatto. Wow! Direi che è ora di aprirla la Bibbia allora e di leggere una bella storia che troviamo scritta dentro. Vieni Francesco, tocca a te adesso. Ciao bambini! Dovete sapere che tanto tempo fa la parola di Dio era scritta su dei grandi rotoli così. E dato che ne esistevano pochissimi esemplari, veniva letta pubblicamente e le persone imparavano a memoria quello che veniva letto. Poi veniva detto ai genitori di dire ai ragazzi, ai bambini, quello che avevano imparato a memoria, proprio perché capivano l'importanza di sapere la parola di Dio. Purtroppo, durante il regno di tanti re del popolo di Israele, i rotoli della legge furono distrutti e bruciati. E furono proprio i re stessi a fare queste cose malvagie.
e a incoraggiare il popolo a servire altri dei. I profeti di Dio e gli insegnanti della legge venivano attaccati e uccisi. E accadde che nel regno di Giuda a un certo punto non era rimasto neppure un rotolo della legge. O almeno così si credeva. Quando uno di questi re malvagi fu ucciso e salì al trono suo figlio che si chiamava Giosia, le cose cambiarono. Giosia, dovete sapere, aveva solo 8 anni quando fu incoronato re e sebbene fosse solo un bambino, decise di seguire Dio e non il cattivo esempio dei suoi avi. Giosia cercava Dio e dopo pochi anni del suo regno decise di distruggere tutti i posti dove prima si adoravano dei falsi dei. E decise anche di ricostruire il Tempio di Gerusalemme, che era stato splendido ai tempi del re Salomone, ma che ormai era in rovina. Molta gente offrì dei soldi per aiutare nella ricostruzione del Tempio e il re Giosia ordinò al sommo sacerdote, che si chiamava Chilchia, di iniziare con essi i lavori di ristrutturazione del Tempio. Mentre i lavori andavano avanti, un giorno Chilchia, il sommo sacerdote, fece una straordinaria scoperta. Nascosto in un angolo, ritrovò un rotolo della Bibbia. Vi ricordate che all'inizio avevo detto che sembrava non ne fosse rimasta nemmeno una copia? Bene, ritrovarono un rotolo invece tutto impolverato. Tutto contento, Chilchia lo fece avere subito al re Giosia. Il segretario del re cominciò a leggerlo ad alta voce e dopo un po' il re si alzò e fu molto triste. Infatti disse: Dio deve essere molto arrabbiato con noi perché non abbiamo più seguito tutte le cose scritte nella sua parola. Il re allora chiamò tutto il popolo a radunarsi nel tempio, insieme ai sacerdoti, e lesse la parola di Dio a tutti, come ai vecchi tempi. Quindi promise a Dio di obbedire con tutto il suo cuore e la sua anima a quello che Dio comandava nella sua parola, e il popolo fece lo stesso. Vedete, bambini? Giosia aveva proprio capito che la Bibbia è come un tesoro ed è importantissimo leggerla, perché grazie ad essa possiamo conoscere profondamente Dio e sapere quanto Lui ci ami. Non c'è altro modo. Ciao! Wow, che bella storia! Abbiamo scoperto tante cose sulla Bibbia, vero bambini? Abbiamo visto che è come una luce che illumina il nostro cammino, abbiamo visto che è un tesoro prezioso, abbiamo visto che è una guida che ci insegna come comportarci, come è successo per il popolo di Israele che si era perso per strada. Grazie a Giosia, il re bambino ha ritrovato la strada giusta che porta a Dio. Questo vale per gli antichi ebrei, ma vale anche per noi oggi. Chiediamolo a Letizia, vediamo un po' cosa ci dice lei. Molte volte amici e conoscenti ci dicono di fare il male, dire le bugie, le parolacce, ma se leggiamo la Bibbia, facciamo finta che questa sia la Bibbia, capiamo qual è la cosa giusta da fare e vedete, ci dice di fare il bene. Gli uomini ci dicono di fare il male, la Bibbia, la parola di Dio, ci dice di fare il bene. Grazie Letizia. Allora abbiamo visto che vale anche per noi oggi. Se leggiamo la Bibbia tutti i giorni possiamo capire bene come comportarci, possiamo capire che vogliamo lasciare il male e vogliamo seguire il bene. Però se leggiamo tutti i giorni la Bibbia abbiamo bisogno di uno strumento. Vediamo se chi di voi indovina. Un piccolo strumento per ricordare il segno dove siamo arrivati. Avete indovinato? Avete detto segnalibro? Esatto. Quando io leggo la Bibbia, dopo un po' voglio chiuderla e voglio ricordarmi dove sono arrivata. Allora adesso con Benedetta costruiremo un simpaticissimo segnalibro ad angolo. Possiamo farlo così, semplice, oppure a forma di cuore. E lo inseriamo semplicemente nell'angolo della pagina dove siamo arrivati. Ecco, così. Chiudiamo la Bibbia e il segno rimane. E il giorno dopo, quando vogliamo continuare a leggere, troviamo facilmente la pagina dove siamo arrivati. Allora mettiamoci all'opera. Per fare questo lavoretto va benissimo un normale foglio bianco o colorato, piegato a metà il foglio con precisione.
e poi tagliatelo in due. Tenete una delle due metà del foglio e piegate un angolo fino al lato opposto. Con una forbice tagliate via la parte in eccesso. Avete davanti a voi un triangolo. Piegate fino alla punta prima un angolo e poi l'altro. Riaprite il triangolo e ora piegate solo una punta del triangolo in giù. Adesso la parte più complessa. Piegate uno dei due angoli all'interno del nostro lavoretto e piegate bene. Poi l'altro angolo. Il nostro segnalibro è pronto. Ora, quando leggete la vostra Bibbia, potete tenere il segno con questo segnalibro ad angolo. Attenzione! Per chi vuole ottenere la forma di un cuore, può farlo con una semplice mossa. Piegate a metà il segnalibro e con una forbice tagliate la parte meno spessa a forma di semicerchio. Quando lo aprite, avrete ottenuto... Così semplice questo lavoretto che viene voglia di farne tanti. Alcuni li possiamo decorare con i pennarelli. Ecco ad esempio un simpaticissimo topolino. Ciao! Bene, la nostra avventura per oggi è finita. Spero vi siate divertiti. Ma manca ancora La canzone dei Puppets. Ciao!